Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati e siamo qua pronti per un'altra puntatissima veramente bella. Stasera secondo me veramente daremo altre informazioni utili a chi ci segue da casa, perché parliamo di un argomento che ultimamente sta andando un po' di moda, sì, vero? buonasera a tutti, intanto. Sì, ci sei anche tu. Ci sarò anch'io, ogni tanto. No, un argomento che sta andando un po' di moda perché si sente spesso parlare dei lupi, cinghiali che fanno danni all'agricoltura, eccetera. Sì. E c'è chi è pro per l'abbattimento di questi lupi, per fortuna forse qualcosa hanno messo a posto. Per fortuna, esatto, sì. Per fortuna. E quindi stasera noi vogliamo parlare di questo argomento, Sì, della tutela ambientale. Tutela ambientale degli animali e anche degli agricoltori, perché insomma sono poi quelli che alla fine hanno i danni, che subiscono i danni, e quindi ci siamo fatti un pochino di ospiti nel nostro studio questa sera. Insomma, interessante, puntata veramente interessante. Come sei interessante tu stasera, Frida? Hai visto come sono Ma sei bella? uno splendore. Grazie. Ma che belli questi abiti. Sai di chi è il merito? Di chi è il merito? Di Etwin. Ah, di Etwin. Sì, salutiamo sempre le ragazze, l'Elisa e la Manuela, Manuela, che si occupano sempre anche l'acconciatura molto del bella. mio outfit. E l'acconciatura è merito di Shampoo e lo trovate a Lugo, al centro commerciale Globo. Che salutiamo naturalmente. E poi salutiamo anche la nostra Milena che è qua di fianco a noi, ormai è diventata un tutt'uno con noi, è diventata la nostra figliola adottiva, lo sai. Ormai tu ne hai due da badare. Ne ho due in tutti i sensi, esatto, guarda, da badare. Ascolta Milena, tu questa sera so che devi lanciare qualcosa di nuovo per il nostro storia, sì, vero? Esatto, allora intanto ho il computer, quindi sono attiva sulla pagina Facebook di TV Storie, quindi se volete farci delle domande o commentare la puntata. Se avete avvistato un lupo nel frattempo, esatto. diteci in qualcosa. diretta mi raccomando, Esatto. partecipate. Esatto. Vi rispondo appunto in diretta. Ma soprattutto abbiamo una nuova rubrica che è dedicata le notizie dal mondo. Dal mondo, quelle un pochino più curiose che tu questa settimana hai trovato. Esatto. Cosa hai trovato? Due notizie carine? Esatto. Ah, ok, dopo ce le racconti. Una molto inerente alla puntata. E poi naturalmente canterai, vero? Sì, Quindi su un pezzo esatto. veramente bello. Sai già il titolo? Sì, Snow on the Sahara di Angoon. Non lo ripetere. Non lo ripetere. Mi ricordo Angoon, quindi di fatto sì. Allora, che dici? Possiamo partire? Poi diciamo, anticipiamo il collegamento con Marco Antuzzi, parliamo di comunicazione efficace. Life coach. Sta avendo un successo incredibile perché pensate, i suoi corsi stanno veramente andando via a ruba, come il pane. Grazie anche a noi, speriamo un pochino. Sicuramente sì, quindi insomma dai, via, partiamo alla grande vai. E andiamo subito a conoscere, mi sposto io, e io vado l'associazione sportiva, a proposito di lupi, perché questi sbranano veramente tutti, sbranano risultati questi ragazzi qua, che è l'associazione sportiva dilettantistica Sport Garage di Imola, col presidente Matteo Raspadori. Buonasera, ben arrivati ragazzi, ciao a tutti. Ciao, che belli che sono. E per farvi anticipare un pochettino quello che questi ragazzi fanno, che vera squadra sono, direi mandare veramente un minutino di quello che è il loro promo come associazione sportiva. I ragazzi della Sport Garage, complimenti Matteo, e insomma dopo parleremo di quello che è la vostra disciplina preferita, perché state avendo risultati incredibili. Giusto. Non vediamo l'ora insomma di vedervi anche alla prova, visto che avete preparato dei pesi. Frida, hai visto che ospiti che ho qua stasera? Bellissimo, davvero. Poi sono in tantissimi, dopo li presenteremo. Allora, iniziamo a presentare gli ospiti del nostro salotto. Siamo in compagnia del signor Stefano Grementieri, vice direttore della CIA di Imola, Confederazione Italiana Agricoltori. Ben arrivato Stefano. Al suo fianco c'è il signor Raspanti Ermelindo con il figlio Aaron, che ha solo 17 anni, e presenteranno la loro azienda agricola al Poggio di Fontanilice. Ben arrivati entrambi. Poi qui di fianco a me c'è il signor Alessandro Magnani e questa sera presenterà Maurizio il monitoraggio del lupo appenninico. Che è diverso dal lupo? Lo so, selvatico, lo so. In generale, me lo chiedevo, non lo so neanch'io. Europeo, europeo, ecco, vede. Okay. Partiamo bene. Brava Frida. E poi siamo in compagnia del Corpo delle Guardie Ambientali Metropolitane, c'è il signor Gardialdo che è il presidente. Che è il signore qua.
il signor Cobalto Ivano che si occupa del Parco Nazionale del Lupo e il signor Neto Gianni che si occupa della fauna minore. Ben arrivati a tutti e tre. Arrivati tutti. E poi ci spostiamo di qua, Maurizio, seguimi, perché c'è questa sera, ma io ovviamente, sorvolerei. Per ultimo, ma non per me, insomma, il meno importante, il nostro Giorgio Bambini, psichiatra e psicoanalista. E abbiamo una domanda da farti questa sera. Ma tu cosa ci fai stasera qui? Proverò a vedere se riusciamo a dare un'inquadratura del lupo anche dal punto di vista del significato, anche simbolico, del lupo, per sgombrare il campo. Aspetta che prendiamo il gelatino, sì, vai. Dicevo che proverò a dare anche una lettura del significato simbolico della figura del lupo, che incide molto sull'immaginario collettivo, il significato che ha nella storia, nella leggenda, nella mitologia il lupo, rischiando di condizionare e distorcere la percezione che la gente può avere del lupo e dei fenomeni ad esso connesso. L'etologia ci ha spiegato cosa è realmente il lupo, come si comporta, come vive il lupo. Cerchiamo poi di distinguerlo da quello che sono i fenomeni invece culturali, etnografici, mitologici, leggendari che incidono. Ecco, praticamente, dottore, pur di essere qua questa sera ci farai una supercazzola mega galattica, insomma, no, sto scherzando. Lui è sempre molto preparato e esperto, perché insomma il collegamento c'è in effetti. Sì. Mi permetto di scherzare col dottore perché ormai veramente è dei no. Prima o poi ti renderò. Diventerò tuo paziente, dici ok, quindi perfetto. Allora, cominciamo a conoscere un po' quelli che sono i personaggi prima di entrare nel merito della situazione, perché vorrei partire da Ermelindo e il figlio, titolare dell'azienda agricola Il Poggio, vero? Sì. Ecco, allora, innanzitutto dove si trova l'azienda agricola? Conosciamo un po' quello che... È a Fontanelice. A Fontanelice. In via Torre 25. Perfetto, via 25, perché al 27 ci abita... No, non so, chiedevo, era chi civico, via Torre 25. Perfetto, va benissimo, via Torre 25. Di cosa vi occupate voi nella vostra azienda agricola, Ermelindo? Cereali, animali, roba così. Ok. Allevamento. Allevamento, Sì, insomma, sì, esatto, no? Sì. Ecco, cosa è successo nel vostro allevamento? Perché voi allevate pecore, vero? Sì. Ok, perfetto. Pecore che vengono poi, vabbè, insomma, avete un allevamento di pecore, non fate formaggi? No, da carne. Da carne, ecco, prevalentemente da carne. Sì. Ecco, cosa è successo nel vostro allevamento, Ermelindo? È successo che i lupi, io ho un recinto fatto bene, ma i lupi scavano sotto e poi sono entrati dentro e in 2 volte mi hanno mangiato 24 pecore. In 2 volte 24 pecore? Ah, però. Sì. Ecco, qui abbiamo delle immagini che avete fatto voi, vero? Sì. Ok, sì. quindi avete posizionato delle telecamere, immagino. Sì. Ecco, i lupi sono entrati e vi hanno mangiato 24 pecore in 2 volte. In 2 volte, sì. Come mai sono entrati secondo te, Ermelindo? Come mai? Non sono recintate, sono liberi? No, sono recintate. Il recinto è fatto bene che le pecore non vanno fuori, però sotto il recinto arriva un tasso, fa un boccanino così, poi dopo ripassa e la fa così e dopo non posso andare a vedere tutti i giorni un recinto di 2 ettari o più, andare a controllare tutti i giorni se un animale fa un buco sotto e poi fa il buco tutti i giorni. Passano, si ingrandisce sempre. Poi se continuano a mangiare si ingrassano, non per forza allargare il buco, e dopo vengono no? dentro, vengono fino a casa, le sbrancano e poi quando sono lì fanno quei lavori lì. Insomma, ci si accorge un po' troppo tardi del danno, sì. no? No, e poi come fai a controllare? È impossibile. Il tasso, fai un buco qui, lo chiudi, il giorno dopo lo fa lì. Lo chiudi lì, il giorno dopo lo fa là. È impossibile. Chiediamo a Stefano, anche Stefano, allora la CIA, spieghiamo intanto a casa di che cosa si occupa, perché ci allacciamo un pochino al discorso del signore. Sì. La CIA è un'associazione agricola, della Confederazione Italiana Agricoltori, diciamo è la spiegazione della sigla un po' americana, CIA, e opera su tutto il territorio nazionale. A Imola abbiamo la particolarità che dal 1980 abbiamo una rappresentanza come provincia, nel senso che l'Imolese è un territorio particolare in cui tante realtà hanno una loro autonomia dalla vecchia situazione provinciale, quindi a Imola diciamo, operiamo direttamente proprio come fossimo una provincia. Ecco. Abbiamo la sede in via Fanin, poi abbiamo delle sedi dislocate nel territorio e come dice la sigla stessa ci occupiamo delle problematiche agricole.
comprese queste... Questa è una problematica agricola. Questa è una grossa problematica. Quanti sono gli agricoltori che vengono da voi, Stefano, nell'associazione a lamentare? Poi anche tu immagino che sarai forse non coinvolto in questa situazione, però insomma direttamente sei informato su quelle che sono le lamentele degli agricoltori. Allora, diciamo, nell'Imolese noi rappresentiamo circa 1100 aziende agricole. Ovviamente parecchi hanno problemi con la selvaggina perché lavorando nel territorio, operando nel territorio, la selvaggina vive nel territorio, quindi c'è una convivenza che a volte crea dei conflitti, ecco. E quindi le aziende nella generalità, nell'arco dell'anno, quasi tutti arrivano più o meno con delle problematiche del genere. Le problematiche del lupo invece sono molto più recenti, perché noi veniamo da una situazione che il lupo non era presente nel nostro territorio, mentre invece adesso da alcune decine di anni è tornato e quindi con un impatto abbastanza invadente. La Regione Emilia-Romagna ha pagato circa 70.000 euro di danni nel 2014, quindi questo dà un po' anche l'idea dell'incidenza. Dipende su quanti agricoltori, poi insomma, certamente, perché se sono su 3 agricoltori è tantissimo, sono 300.000. Certamente, noi teniamo conto che noi abbiamo un'agricoltura molto diffusa, quindi non abbiamo un'agricoltura concentrata di grandi aziende, quindi la problematica è abbastanza seria. Tutto da lupi? Allora, solo per i lupi questa richiesta danni? Allora, questo è stato pagato solo da lupi, In provincia di Bologna, se volete un altro dato, nel 2015 sono stati pagati 340.000 euro per danni da fauna selvatica, quindi escluso il lupo. Escluso il lupo. Escluso gli animali, diciamo, i carnivori, ecco, escluso. Certo. 340.000 euro. Allora mi rivolgo ad Alessandro Magnani perché Alessandro collabora con la Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda appunto il monitoraggio del lupo appenninico. Sì. E innanzitutto come si svolge la tua attività, così possiamo presentarci. Faccio questo monitoraggio dal 2002, quando mi venne segnalato per la prima volta la presenza di una carcassa di lupo proprio a poca distanza dall'allevamento di Ermelindo. Nel 2002 trovammo questa carcassa di lupo, quindi il lupo nella nostra vallata ha la sua prima segnalazione 15 anni fa. Ma il lupo è ritornato da solo o è stato ripopolato, mi chiedo io, perché... Assolutamente, fermiamoci subito, il lupo è tornato da solo perché il lupo è sempre esistito e ha sempre vissuto tranquillamente, più o meno tranquillamente, in Abruzzo. Man mano che c'è stata l'esplosione demografica dei caprioli, ma soprattutto dei cinghiali che sono stati importati a scopo venatorio sul nostro Appennino, cinghiali che vengono dall'est Europa, dalla Romania, dall'Ungheria, eccetera, cinghiali che sono animali che non c'entrano assolutamente niente con il nostro ambiente, perché ringrazio intanto la regia che fa vedere questo video che ho fatto con una videotrappola. Questi sono cinghiali, vero? Li chiamiamo cinghiali, ma sono più maiali che cinghiali, perché il cinghiale si distingue perché di dietro è basso, ha prosciutti piccoli, poi cresce, la schiena si alza ed è molto potente sull'anteriore. Qui, se avete fatto caso, sono pari. Un po' come il nostro cameraman. Sono molto più simili ai maiali. Si riproducono molto spesso e quindi danno carne da mangiare di continuo al lupo. Il lupo ovviamente va a nozze perché si trova questi bei cinghialotti, una femmina di cinghiale che viene dall'est Europa, molte volte incrociate anche con delle scrofe di maiale casalingo, ovviamente si riproduce molto di più del vecchio cinghiale italico che è stato estinto nel secolo scorso. Sono di stazza più grande, anche qui guardate quanti sono, queste addirittura le ho filmati la sera prima nello stesso posto, c'erano passati i lupi e avevo fatto il video ai lupi, quindi per loro c'è una possibilità enorme di alimentarsi. Trovando questa, scusa che finisco, trovando questa possibilità di alimentarsi, hanno avuto anche loro un incremento demografico, perché trovano tranquillamente. Tra l'altro Alessandro, diamo un dato importante, perché è vero, ci lamentiamo dei lupi, per l'amor di Dio, sono danni per chi dice quando vengono a mangiare le pecore a casa mia, poi vorrei vedere te al mio posto, no? Mettendosi il cappello di ciascuno, è sempre il solito discorso. Però tu mi dicevi una statistica importante, che chi crea maggior danni all'agricoltura non è il lupo. Assolutamente no. Fanno molto più danni i cinghiali, e quindi il lupo è un predatore di cinghiali, quindi in un certo qual modo contiene i danni all'agricoltura. Fanno molto più danni le lepri. Il rapporto dei danni fra lupo e cinghiale è di 1 a 3, cioè se il lupo fa 1.000 euro di danni, il cinghiale ne fa 3.000 in proporzione. Tra l'altro il lupo si ciba di cinghiale, quindi potrebbe
diciamo, controllare un po' la crescita. È un livellatore ambientale, soprattutto di questo animale strano che noi continuiamo a chiamare cinghiale, ma che cinghiale non è, e soprattutto non è un cinghiale autoctono nostro. È incrociato col maiale perché molti agricoltori si sono divertiti sapendo che c'erano dei cinghiali maschi in giro a mettere fuori delle scrofe femmine nel momento del calore, le hanno fatte accoppiare, certo, e si sono trovati degli ibridi, e ci sono degli allevamenti dove vengono segnalati degli ibridi fra cinghiali e maiali che, essendo anche più selvatici del maiale classico, tendono a scappare e poi si vanno a incrociare, facendo dei danni ambientali veramente enormi. Ti fermo un secondo, Alessandro, perché poi insomma dopo approfondiremo un po' tutto. Ermelino, sapevi che il cinghiale è peggio del lupo? Che crea più danni? Forse a me come danni me ne dà tanti anche il cinghiale, non dà solo il lupo. Il lupo mangia il pigri, i cinghiali nel grano, nel frumento, nella fava. Fa strage. Ascolta, è tutto un rumamento dappertutto. Quindi... Io cambierei zona, è una sorta di... è un delirio. Io andrei al 27, perché 25 secondo me è troppo pericoloso quel civico lì. Allora, Maurizio, chiediamo anche ai volontari del Corpo delle Guardie Ambientali Metropolitane, appunto, qual è il vostro ruolo appunto a livello ambientale, specifichiamolo. Il nostro ruolo ambientale non è che esula da questo contesto qui, non è che noi operiamo, siamo un corpo di volontari che abbiamo fatto dei corsi, quindi abbiamo ottenuto da parte della provincia, da parte del prefetto, un decreto prefettizio, siamo guardie giurate e operiamo all'interno dell'ambiente per la salvaguardia dell'ambiente in tutti i sensi. Quindi in tutti i sensi, quando parliamo, siamo guardie ecologiche volontarie, un corpo staccato dall'ex corpo provinciale guardie ambientali metropolitane. Quindi quando parliamo di ecologia della vecchia economia della casa, economia è un ruolo che ho capito bene, ecologia è un termine vecchio? Sì, beh, era un termine... Ecologia è un termine vecchio? È un termine addirittura greco, ecos, quindi casa, ambiente, quindi in generale. È indubbio quando si parla di ambiente si parla di un'economia di convivenza tra tutti gli esseri umani, esseri animali ed esseri vegetali. Quindi un vostro ruolo importante, insomma, per il controllo, diciamo, di quello che avviene nelle campagne attorno a noi, vero? Fondamentale. È un controllo a 360 soprattutto gradi. Importante perché sono tutti volontari. Dopo andiamo nello specifico con i colleghi. Mauri, ti interrompo. Sì, dimmi, cosa è successo? Perché una delle notizie che ho stasera è molto inerente. Sì. Allora, ho trovato su internet questa famiglia della Bielorussia che ha adottato un branco di lupi. Ah, perfetto. E li alleva proprio come se fossero animali domestici. Esatto, adesso vediamo il video. Ma guarda, questi avevano appena mangiato le pecore di Ermelindo, sono felici, guarda come sono lì che stanno gongolando, dice ma che bello, al civico 25 tutti a fare festa. Quindi il lupo, vedi, fondamentalmente si può anche un pochino addomesticare, no? A quanto pare sì. E questi convivono in casa con... Esatto. In Bielorussia? Esatto, sì, anche con la bambina del capofamiglia che comunque ha 11 anni. Sì. E gioca con i lupi e quindi... Ma pensa che avevano 6 figli, eh? Ne hanno rimasti 2, non so per quale motivo, non so se perché sono andati via da caso, se si sono cibati in qualche modo. Bella, è curioso, quindi sfattiamo un po' anche quello che diceva Giorgio, il fatto che insomma i lupi sono poi, è un luogo comune, che si possono, no? Però te non li addomesticheresti. Qua c'è in realtà qua vogliamo controbattere perché, prego, allora Gianni? Sì, parli pure, perché in realtà secondo lui non è così, non si possono addomesticare, no? Intanto abbiamo una legge che non consente di fare quello che avete visto. Qui siamo in Bielorussia, Ok, no, ma stavamo parlando dell'Italia. In Italia è impossibile comportarsi in quella maniera, ma non soltanto con il lupo, ma anche con un qualsiasi animale appartenente alla fauna selvatica. Non si possono detenere, certo. Per cui lo vieta la legge. A maggior ragione un grande carnivoro, che poi mi sembra che quelli addirittura, vabbè, lasciamo stare, non entro in questo merito. Che sono lupi, diceva? No, non sono lupi. No, assolutamente, sono anche troppo nutriti, non è quello il problema. Comunque è una cosa che da noi è impossibile, ma poi è contro l'etica, cioè è un animale selvatico, per quale motivo lo si deve ridurre all'addomesticamento? Cioè, certo. Non ha nessun senso, è un controllore
biologico, come è stato evidenziato prima, fa il suo lavoro. Ma in Bielorussia lo possono fare, però. In Bielorussia all'estero faranno sì. anche questo. Matteo, e i tuoi lupi come stanno qua? Mamma mia, visto che robe, eh? Allora, Matteo, associazione sportiva, insomma, per chi ancora su IMA non la conoscesse, insomma, Sport Garage, tantissime discipline all'interno, quindi attrezzi, corsi fitness, corsi di Krav Maga, di tutto si fa da te. Ecco, quando nasce, innanzitutto un po' di storia, la tua associazione sportiva, quando nasce? Sport Garage nasce nel 2006, piano piano nel tempo è cresciuta con le varie attività, a partire dalla classica attività di fitness, per poi arrivare a attività per i bambini, tutto il settore della danza, il fitness, poi ultimamente, negli ultimi anni, ci siamo spinti molto sulla pesistica o sollevamento pesi. Per colpa tua? Per colpa tua, esatto, diciamo, o per merito. Con dei risultati, perché insomma sono arrivati quasi da subito. Importanti. Non è è stato facile creare quello che siamo riusciti a creare, perché comunque creare un gruppo di ragazzi che finita la scuola vengono in palestra ad allenarsi, poi devono comunque studiare e avere una vita sociale, è importante riuscire a incastrare tutto, perché la scuola è molto importante e io ci tengo che i miei ragazzi vadano bene anche a scuola. Questo è fondamentale, credo che insomma siano anche molto più contenti i genitori a portarti i ragazzi poi in palestra, perché insomma non c'è l'egoismo solo della disciplina sportiva, ma insomma è giusto anche avere questa ottica, questa visione. Ecco, tu hai iniziato con pochi ragazzi, perché io vedo un paio di ragazzi che erano qui. Uno dei primi è Ricky, che ha cominciato circa 3 anni fa, aveva 14 anni e quindi... E adesso siete in un gruppetto di quanti? Più o meno tra i 20 e i 25 atleti agonisti. Poi ne abbiamo anche non agonisti, tra cui i piccolini che comunque è fantastico, io non ho parole. Sono pre-agonisti. Ma siamo sicuri che fa bene per un ragazzino fare pesi? Per esempio, vogliamo sfatare anche questo luogo comune? È un luogo comune perché tutte le cose, se fatte bene, con un programma tecnico federale che ha impostato la Federazione Italiana Pesistica, con i tecnici preparati, come lo sono io ma come sono tanti altri in Emilia Romagna, si porta avanti quello che è un percorso che addirittura poi adesso portiamo anche all'interno delle scuole. Quindi se entriamo nelle scuole un motivo c'è, vogliamo provare a far capire alla gente che cos'è la pesistica. Questo è un messaggio molto bello. Io ho fatto apposta questa domanda perché già dall'anno scorso mi ricordavo che ci tenevi a precisare che sfatare il fatto che insomma non fa male fare non fa male, sempre come si fa, insomma. Esatto, c'è sempre un tecnico che guarda tutte le alzate, dopo faremo una dimostrazione anche per vedere come si eseguono le alzate. Ed è importante appunto che le alzate vengano svolte in maniera corretta, soprattutto mantenendo le posture corrette, che poi aiuteranno anche a portare meglio lo zainetto a scuola, a fare le funzioni normali che facciamo tutti i giorni, e può essere anche un buon motivo in più per star bene. Ecco, perché poi ci si lamenta in effetti dice ma va a fare palestra, si sforza, poi gli diamo uno zainetto che pesa 45 kg, tutto sulla spalla, dietro i ragazzini si incurvano, si prendono tutto mal di schiena. In effetti è vero, invece almeno qui assumono una postura comunque come si deve, corretta. Vogliamo accennare un po' quelli che sono alcuni risultati, perché poi ne abbiamo tanti da dire. Beh, abbiamo portato un po' di coppe, qualche trofei. Insomma, Diciamo che dall'anno scorso abbiamo cominciato ad alzare la voce in regione, ovvero arrivare primi in regione, e per noi è stato un grandissimo successo, perché lo eravamo già con la distensione su panca, come l'anno scorso avevamo presentato con Massimo Dinella, che non è potuto venire questa sera. Comunque 120 no, no, 202. 200, ok. Sì, con un peso corporeo di 85 kg circa ne solleva 202, si è riconfermato campione italiano un'altra volta. Quindi poi dopo li elencheremo dopo durante la serata, vedremo un po' di dimostrazione, anche il piccolino fa una dimostrazione. Bene, ragazzi, complimenti, non vediamo l'ora di vedere. Hai visto Frida? Ho visto. Tu come te la cavi con i pesi? No, ma col peso si vede che te la cavi bene. Me la cavo malissimo perché sono pigrissima, infatti bisogna che inizi ad andare, Maurizio, un pochettino, fare un po' di palestra anch'io, cosa dici? Un pochettino devi farlo. Allora, detto questa cosa qua, allora dopo sai cosa facciamo? Noi ci rivediamo tra pochissimo, perché abbiamo un pochino di pubblicità tra pochi secondi, perché ci sarà il collegamento con Marco Antuzzi per quanto riguarda appunto la comunicazione. Opere di convincimento. Opere di convincimento, che questa sera parleremo di una cosa che servirà a tutti, tra marito e moglie soprattutto poi. Quello che
perché ho ragione io, ragazzi. No, ti ho detto che ho ragione io. Cioè, Milena, diglielo. Cerca di capire per quale. Cosa vuol dire? Vi dico, ragazzi, che ho ragione io. No, se ti diciamo che abbiamo ragione, l'abbiamo Ma letto, è impossibile visto, che tu provato. abbia ragione, che voi abbiate ragione, dai. Sì. Ma no, ma non esiste. Allora, siamo ritornati, una piccola discussione tra suocere qua In davanti e corso. con me, quindi piuttosto per definire la ragione, questa sera abbiamo un nostro amico da casa, vero Marco? Sì, ci sei? sì, Perché io Ciao, Marco. è stata un teatrino tristissimo, però insomma l'abbiamo dovuto fare In questa realtà roba qua. stiamo discutendo realmente. In realtà stavamo anticipando quello che è il tuo argomento di questa sera, perché noi abbiamo parlato con te dei truismi, dell'assertività, il potere della parola immagina. Questa sera tu ci darai 2 schemi e io direi a questo punto solo per i maschietti, perché insomma, no, se no non avremo mai ragione. Marco, no, guarda. 2 schemi per avere sempre ragione, vero? Quindi c'è il modo per ottenere per avere sempre la ragione? Allora, questi schemi sono molto semplici. Il primo è sì, è vero ed è anche vero, e il secondo è sì, hai ragione ed è proprio per questo che. E lascia che ti spieghi rapidamente come funzionano questi 2 schemi. Per avere ragione, innanzitutto, non bisogna mai utilizzare il no o contraddire l'idea della persona che ce la sta proponendo. Allora noi ascoltiamo quello che ha da dire la persona, le diamo ragione, cioè comprendiamo il suo punto di vista, che è legittimo come il nostro, e poi spostiamo l'attenzione sulla visione alternativa. Un esempio semplice: io posso invitare al cinema una persona e quella persona mi può fare un'obiezione e dirmi no, il film è troppo lungo. E io posso dirgli sì, hai ragione, è molto lungo ed è proprio per questo motivo che è un film particolarmente curato e profondo. Oppure il corso che mi propone è troppo costoso. Sì, è vero ed è anche vero che costa molto proprio perché è un corso di qualità. Fantastico. Quindi andare comunque a dare una ragione, appunto, proprio tu lo devi dire in modo tale che consacriamo un pochino questa ragione e la persona non si mette in un momento di opposizione. Bene, è stato un piacere dopo questa traduzione di quello che tu hai detto, è stato meraviglioso. Perché Marco, parlando di, appunto, dicendo è vero, l'altra persona comunque è tranquilla, quindi molto tranquilla, non sì. si oppone, giusto? Non si oppone. Si mette in un atteggiamento di apertura e quindi a quel punto può ascoltare una visione alternativa della questione. Diciamo che utilizziamo l'affermazione positiva, quindi Esatto. il sì, come parolina magica in questo caso qua, perché non vado in contrapposizione con quello che è il suo parere, punto di vista. Giusto? Assolutamente, bisogna eliminare il no, perché il no innanzitutto crea chiusura e poi è giudicante, giudica l'opinione dell'altro, Certo. invece a noi non serve giudicare. Ti faccio una domanda trasversale, se uso il però, sì è vero questo film è troppo lungo, però tieni conto che, perché il però ha il potere anche questo di cancellare, vero? Quello Esatto, il però non va bene, perché il però e il ma cancellano il significato di quello che viene detto prima. Se adesso io dicessi che Francesca è bella ma è ricca, nella mente della persona rimarrebbe il fatto che è ricca, o viceversa il fatto che è bella o è brutta in base a quello che metto dopo il ma. Quindi usare uno schema e poi metterci il ma dopo cancella l'efficacia dello schema che ho usato prima. Ti ho fatto apposta la domanda perché era utile precisarla questa passaggio è importante, qui. Marco, davvero. vogliamo dire quelli che sono i tuoi corsi, perché insomma dai, stanno andando bene, ci fa piacere. Sì, allora adesso ultimamente promuovo copywriting segreto in vendita su lifelearning.it e autostima facile sempre su lifelearning.it che sta facendo molto successo, e poi 2 novità. Uno è narrazione trasformativa in vendita su piuchepuoi.it, che è sempre sulla crescita personale, dove io spiego il mio personale metodo di crescita. E poi 4chiacchiereconlinsicurezza.it, il mio sito personale dove potete trovare in vendita il mio corso di autostima dove raccolgo anni di esperienza del mio mestiere. Bravo Marco, hai troppe cose, ti vogliamo tanto benissimo. Davvero. Tu sei a Viterbo, sei lontano, ma so che hai dei parenti qua in Emilia Romagna. Quando passi di qua, vieni a trovarci. Fallo coincidere con un venerdì, così ti vogliamo in diretta qui con noi. Esatto, noi stiamo crescendo con te. Grazie Marco. Ciao, alla prossima settimana. Ciao Marco, ciao. Hai visto che brava che sei? Hai visto quante cose sai? Sto imparando ma stai imparando tantissime cose. Davvero. Allora Maurizio, sì. io
vorrei farti vedere un po' di cosucce, un po' di strumenti. Possiamo mostrare che cos'è questo strumento? Allora, è una fotocamera, è un rilevatore, Ma fallo dire lui, visto che non lo sai, così facciamo prima, no? Questo è. Il nome tecnico è videotrappola o videocamera, o fototrappola, scusate. Fototrappola. In questo caso è sia video che foto, possiamo impostarla per fare dei video piuttosto che delle foto, a seconda delle nostre esigenze. Si attiva quando davanti ai sensori passa un animale, quindi qualcosa di caldo, sente il gradiente di temperatura e si attiva e parte un video tipo quello che vedete. Questi sono lupi. Questi sono 5 lupi filmati lo scorso anno in agosto, nella zona dei Gessi sopra Fontanelice. Vicino al nostro... Dalla parte opposta della vallata. Pensa. Ci sono regolarmente anche da Ermelindo, ho degli ottimi video fatti anche nella sua zona. E forse la sua zona è proprio quella che ha sempre avuto la presenza costante, la zona di Fornione e il bosco del Gardengo di lupi. Certo. Queste sono le videotrappole che ci consentono di vedere i lupi, perché i primi anni che abbiamo iniziato con la ricerca sui lupi abbiamo dovuto accontentarci di non vedere il lupo ma di seguire e cercare le sue tracce. Le sue tracce erano le marcature che il lupo lascia sul territorio, cioè le feci che fa per marcare il territorio. E le fa sempre in zone ben precise, specifiche, un po' le mette come se un soldato dovesse scegliere dove mettere una bandiera per dire noi siamo arrivati qui, e il lupo fa lo stesso con le sue feci, fa delle feci veramente grosse, importanti, soprattutto il maschio. Consideriamo che i maschi di lupo qui da noi... Sempre un'emozione vedere una fece di lupo, diciamo. Per voi no, probabilmente, ma per noi che le abbiamo cercate per tanti anni sicuramente sì. E quello era importante perché allora si poteva fare anche il test del DNA sulle cellule di sfaldamento dell'epitelio intestinale, dando una carta di identità genetica al lupo. Quindi sapevamo per esempio che quella fatta era di un lupo denominato Bologna 12, che era un lupo maschio, e sapevamo magari che dopo 3 mesi veniva censito in provincia di Ravenna o in provincia di Forlì perché aveva lo stesso patrimonio genetico, e così riuscivamo a capire. Quindi si spostano anche di così tanto? Si spostano tantissimo. Nelle immagini che avete visto prima sono tutte immagini fatte dalla stessa videotrappola. La prima immagine con i 5 lupi, che se possiamo rivederla è emblematica, è stata fatta in agosto, e in agosto era un gruppo familiare di 5, quindi c'erano madre, padre e i 3 figli. Questa invece che vedete ora è stata fatta in novembre, se n'è rimasto solo uno, gli altri si sono sbrancati, si sono divisi. Uno è stato ucciso a causa di un incidente stradale sulla strada della Maddalena, a distanza di circa 10-15 km. Gli altri li abbiamo visti sempre separatamente. Comunque in quella zona, voi pensate, si sono visti i 5 lupi che vediamo adesso in fila, di cui il primo è un po' particolare, è un po' più scuro degli altri, difatti lo riconosciamo, l'abbiamo riconosciuto poi in video successivi. E a novembre invece erano completamente sbrancati e soprattutto erano calati di numero, perché ce n'erano rimasti effettivamente solo 3. Poi non li abbiamo più visti. Ecco, quindi il lupo non è solo da branco, viaggia anche da solo allora. Ecco, qui da noi non è assolutamente da branco. Ecco, quindi diciamola, questa è una cosa che... Al massimo sono gruppi familiari. I branchi non ci sono dove ci sono dei territori molto più ampi dei nostri, molto più vasti, e allora tendono a raggrupparsi perché ovviamente riescono a predare prede più grosse. Da noi non ne hanno bisogno, perché avete visto i cinghialotti di prima, lì basta un lupo che lo fa fuori in un attimo. Allora, Maurizio, vorrei chiedere anche al signor Ivano, perché che cosa ne pensa dell'affermazione che ha appena detto Alessandro? Siamo d'accordo o siamo discordi? No, siamo d'accordo per quanto riguarda sia il nostro territorio che anche in generale in Italia. Il lupo italico, tra l'altro non è il lupo appenninico ma il lupo italico, tra l'altro geneticamente è diverso dal lupo europeo, è una peculiarità che noi abbiamo qui in Italia. Il lupo italico si raggruppa per gruppi familiari, come diceva giustamente Alessandro, e si raggruppa per gruppi familiari composti essenzialmente da una coppia dominante, tra virgolette, quelli che vengono definiti gli alfa, il maschio e la femmina alfa. Il gruppo familiare ha una grande flessibilità, tra l'altro è una caratteristica tipica che ha reso possibile il ritorno del lupo, ovvero il gruppo familiare di lupi composto da una famiglia dominante, gli altri sono gregari e spesso, diciamo che è tipico del lupo,
gli altri componenti, la famiglia, vanno in dispersione, un termine che viene usato dagli etologi, ovvero gli altri possono rimanere all'interno del gruppo familiare per un periodo più o meno lungo, ma tipicamente possono allontanarsi dal gruppo. C'era Stefano che voleva dire qualche cosa, sì, Stefano? In relazione a quanto gli interventi che sono stati fatti adesso, ad esempio, l'attività che viene svolta di monitoraggio, cioè di controllo del territorio, è un'attività fondamentale, importantissima, perché permette di conoscere cosa c'è e se quello che c'è ci crea dei problemi. Allora, il lupo è una novità abbastanza recente. Noi abbiamo un tipo di agricoltura che ha una certa situazione. Abbiamo delle specialità come la romagnola nelle zone del Sillaro, del Santerno, Sassoleone, eccetera, dove ancora, grazie a un ambiente sano, naturale, eccetera, vivono tantissimi animali e si fa un'agricoltura come si faceva una volta. Ad esempio, si tiene fuori il bestiame quasi tutta da primavera fino ad autunno, il bestiame prolifera fuori perché ci sono i torelli inseriti nei branchi, quindi è proprio una cosa anche molto bella da vedere, ecco. E in questo caso qui però i problemi sono appunto, si vengono a impattare con la situazione. Allora, le pecore, abbiamo visto in Toscana, ci sono stati anche degli interventi che sono stati fatti, la regione Emilia-Romagna si è impegnata parecchio in materia, però abbiamo dei problemi che bisogna vedere di risolverli e il monitoraggio ci permette di conoscere, di sapere quanti animali sono, dove sono. Quello che noi come organizzazioni agricole adesso stiamo affrontando in maniera fra l'altro anche unitaria è di verificare come gestire queste cose, perché noi dobbiamo capire che se arriviamo a un certo livello vanno gestiti, vanno controllati questi animali, quindi dove non è possibile, diciamo, chiudere gli animali dentro per difenderli, e questa non è una cosa che sia naturale, non è una cosa neanche che dal punto di vista ambientale è bella, dover chiudere le pecore. È assurdo pensare di dover recintare i pascoli della romagnola, che sono una peculiarità, fra l'altro, che c'è riconosciuta anche a livello della comunità europea. Assolutamente, vero. Quindi vanno gestiti in un'altra maniera, però bisogna conoscerli. C'è una maniera, però, dopo la diamo magari forse una soluzione, potrebbe essere un palliativo, qualcosa. Quindi, però volevo chiedere un attimino, volevo interrompere un attimo la cosa con Giorgio, perché prima il nostro dottore ha detto una cosa interessante, insomma, che c'è... perfetto, c'è un po' da sfatare il mito del lupo cattivo, insomma, no? Vero? Abbiamo questa mentalità qua ancora, vero? Beh, innanzitutto appunto, dici bene, il lupo è un animale che è entrato a far parte del mito, cioè se guardiamo un attimo, anche partendo da stasera, la passione con cui ci hanno parlato del lupo e delle vicende dei lupi ci fa capire che il lupo accompagna la storia dell'uomo fin dalla sua origine. È forse l'animale selvatico più prossimo alla cultura umana che possiamo immaginare. Non c'è mito, non c'è storia, non c'è contesto culturale in cui non sia presente il lupo in funzione simbolica rispetto soprattutto alla ferocia, all'aggressività, alla protervia. Qualche citazione rapida per capire di cosa parlo: pensiamo all'antica Grecia, alle favole del lupo e dell'agnello, in cui il lupo rappresenta la protervia, l'aggressività. Pensiamo al mito fondativo di Roma, della lupa e di Romolo e Remo. Pensiamo in letteratura al libro della giungla, dove Mowgli è arrivato dal branco di lupi e apprende le regole del branco, che sono delle regole etiche. Cioè non c'è animale selvaggio come il lupo che appartenga alla nostra cultura, a tutti gli aspetti antropologici umani. Quindi è evidente, è anche da questo punto di vista un animale che attiva a livello emotivo un sacco di reazioni, che sono quelle che poi vediamo anche stasera nel calore che si mette nel parlare del lupo e delle vicende del lupo, perché il lupo appartiene moltissimo, profondamente alla nostra cultura. Fin dalla storia poi, insomma, fin dalla preistoria, cioè, certo. In fondo poi il cane, che è il nostro miglior amico, viene da lì, cioè alcuni lupi nell'antichità hanno fatto forse come in Bielorussia, chi lo sa, non lo sapremo mai, però ne abbiamo fatto il nostro miglior amico, e il lupo è rimasto il suo contraltare selvatico. Ma a proposito di animali, Frida, dimmi. No, dicevo, vogliamo chiedere com'è cambiata la fauna nel nostro Appennino, magari, visto che abbiamo qui le guardie ambientali che, insomma, che conosceranno metro per metro. Anche perché insomma, rispetto al passato sicuramente è cambiata.
Beh, è cambiato, sì. Noi abbiamo la fortuna, dico, di abitare in un posto dove abbiamo una grande biodiversità, non soltanto animale in generale, ma in particolare animale nel nostro territorio. Abbiamo un territorio variegato, no? Cioè, si va dalle pianure, diciamo noi sotto la di Emilia, la parte nord della nostra provincia, e alle parti collinari della zona sud, dove negli ultimi anni c'è stato un incremento non soltanto degli ungulati, come dicevamo prima, e di conseguenza i loro predatori, nella fattispecie il lupo, ma tutta una serie di animali che sono stati un po' tutelati dalle leggi e per cui si sono ripresi. Mi allaccio a questa cosa, non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare della cosiddetta fauna minore. Sì, spieghiamo di che cosa si tratta. Difatti, la fauna minore è quella non minore perché è piccola o vale meno dell'altra, minore perché è quella sconosciuta, che non viene citata da nessuna parte. Questo è il gatto selvatico che è passato. Il gatto selvatico, che anche questa sì, è una delle... Il gatto selvatico è una presenza del nostro Appennino, anche quello. Sì, il gatto recente però, vero? Che era... Abbastanza recente, ma non poi così tanto, perché il gatto selvatico... L'abbiamo dimostrato di recente grazie alle videotrappole. Esattamente. Un gatto selvatico dal vero non lo vedrete mai. Il lupo si può vedere, ma il gatto selvatico è molto difficile. In questa zona ho messo le videotrappole perché pensavo di filmare il lupo, invece abbiamo trovato il gatto selvatico. Io vorrei chiedervi, ma secondo voi il lupo crea veramente dei danni a livello proprio di impatto ambientale, oppure un pochino si sta fomentando? I danni sono fuori discussione, che crei dei danni agli allevatori, cioè non si può negare questo. Si potrebbe discutere su alcuni danni che vengono richiesti convogliati sul lupo, quando invece magari sono da altri. Io Cobalto la fermerei qui perché voglio tornare a Cobalto è il mio collega. Cobalto sono daltonico. Non c'è problema. Non ho conosciuto i colori, mi perdoni. Si fermi un attimo lì, perché io questa cosa qui me l'ero segnata. Mauri, a proposito era qua che si sbracciava la di danni. Dei danni, sì. Allora, in Pakistan... In Pakistan? Sì. Ok. In Pakistan, dietro casa. C'è questo barbiere pakistano, appunto, che taglia i capelli alle persone usando il fuoco. Un barbiere pakistano? Sì, c'è un video online che sta girando. Sì. No, non ci credo. L'ho visto praticamente lui mette della polvere particolare e il liquido infiammabile. No, questo è un pazzo. E taglia i capelli ai suoi clienti così. Beh, Maurizio, potresti un tempo provare. si facevano altre cose, con quelle in Pakistan soprattutto. Mi ricordo che c'era il famoso detto, Giorgio, fuma bene, fuma sano, fuma solo pakistano all'epoca, no? E questo cosa fa? Dà fuoco ai capelli? Esatto. Con appunto questo liquido infiammabile e deve essere molto veloce. Direi. No... Lui in teoria sarebbe biondo, però insomma. Ma io non mi fiderei. Neanche Anche questo qui ci possono essere dei danni. Sì, bene. Beh, insomma, con la testa un po' infuocata, diciamo, la serata è una ficata, possiamo dirla così, no? Da fuma bene, fuma sano. Matteo, ma hai visto questo pakistano, Roba da matti. Allora, vogliamo ricordare ancora qualcos'altro, insomma, quello che hanno vinto ancora questi ragazzi, poi vediamo un po' di dimostrazione di qualcosa, che dici? Ci mettiamo andiamo un po' nel dettaglio di quello che è il sollevamento pesi? Allora, a proposito di quello che abbiamo fatto a livello sportivo, l'anno scorso abbiamo vinto le qualifiche per i campionati assoluti, dopodiché abbiamo qualificato un paio di atleti alle finali dei campionati italiani, non so se ti ricordi che avevi visto. All'epoca venivo in palestra anch'io, esatto, poi... all'epoca eri in forma, poi ti sei disperso. Ti ringrazio, ok, ti ringrazio. E Irene, che è qui di dietro, si è che vuol cantare, tra l'altro mi ricordo che è dall'anno scorso che insiste che Irene vuol cantare. Si è qualificata per le finali dei campionati italiani Under 17 e anche per quelli juniores, è arrivata sesta, quindi è tra le 6 migliori atleti in Italia. Complimenti. Samuele, che non è potuto venire stasera, anche lui è arrivato ottavo ai campionati italiani juniores. Quindi insomma, e dopodiché abbiamo anche avuto l'onore di partecipare a un raduno a Formia, al centro olimpico del CONI, con Irene, dove abbiamo fatto
una settimana da veri atleti, dove ci si sveglia la mattina, si va a correre a stomaco vuoto, Che meraviglia. ci si allena tutto il giorno. Quindi si respira l'aria del campione. L'aria del esatto. Poi addirittura abbiamo cominciato da settembre a partecipare a gare internazionali, dove è andata anche Silvia in Svizzera, e Irene sempre è andata in Francia, e Riccardo ragazzi, in Italia, comunque una gara internazionale. Mi tocca decollare fra un po', ragazzi, cioè, è vero, tanta roba, dai. E allora poi vediamo un abbiamo- po' di dimostrazione, perché io non vedo l'ora di vedere. Vuoi dire il tuo nome? Stefano. Stefano. Quanti Quanti anni Stefano? 8. Quanti denti? Ti manca anche un po' di denti, quindi diciamolo, no, sto scherzando. 8 anni? 8 anni. Stefano, sei un campione già da piccolo. Cosa ci fa vedere Stefano? Allora, ci fa vedere uno dei gesti del nostro sport, Sì? ovvero lo strappo, dove in un unico Lo movimento strappo. si porta il bilanciere sopra la testa, Prego, mantenendo accomodati pure. la schiena dritta, e Stefano sa che non deve scavalcare i bilancieri, e molto posatamente va a posizionarsi. Non si scavalcano i bilancieri? No, non si scavalca Ma il pensa, bilanciere, guarda che bravo si che è. posiziona e poi solleva il peso. Eccolo là. Bravissimo, e poi lo può riportare a terra. Chiaramente Stefano utilizza un bilanciere alla portata del suo peso corporeo e dell'età, che sono 0,8 kg. Potrebbe rapportato. sollevare anche di più, però Beh, poi stasera non avrebbe neanche senso, insomma. no, che a livello dovremmo affrontare un dimostrativo. riscaldamento No, e assolutamente. cose varie. Posso fare una domanda a Stefano? Certo. Come è arrivata l'idea di fare sollevamento pesi? Come io voglio fare sollevamento pesi. Perfetto, abbiamo capito È una domanda tutto. di... No, è stata una No, decisione vabbè, spontanea. Lo posso Ok, no, raccontare puoi dirlo, io. sì, magari. ok, no, va bene, insomma. Beh, tutto molto Sì. collegato alla sorellina che viene a fare danza in palestra. Ok. E la mamma ha notato che per i maschietti, volendo, c'era anche un'altra tipologia di corso, perché Certo. magari non era interessato alla danza, non che sia vietato per i maschietti fare danza. Mancherebbe. E piano piano abbiamo costruito il corso di pesistica per i bambini, e lui si è infilato alla grande all'interno del corso, perché tra l'altro è il più piccolo, ma è anche il più piccolino. bravo, perché è veramente molto molto bravo. Stefano, dammi un 5, grande. Bene, complimenti, ci rivediamo dopo per un'altra dimostrazione, Certo. un'altra specialità che invece è Lo slancio. lo slancio. Vediamo lo slancio dopo con i ragazzi, e poi insomma parliamo un po' di quelli che sono gli Certo. eventi prossimi, Esatto. futuri, conosciamo un po' i ragazzi, Giusto. visto che ci sono tutti, li conosciamo uno ad uno. Maurizio, stiamo qua. Io volevo chiedere anche, facciamo parlare un attimino anche Aaron. Aaron, sei ovviamente allora il figlio di Ermelindo, voi avete l'azienda agricola Il Poggio, però tu sei talmente giovane che ovviamente vorrei chiederti, adesso avviciniamo anche il microfono, come ti trovi a fare questo tipo di lavoro? Perché comunque è un lavoro agricolo, difficile, e sarebbe anche bello cercare di promuovere un pochino questo tipo di attività oggi. Ma guarda, essendo nato sempre lì, sempre stato lì, è una cosa che mi è piaciuta sempre, e poi mio babbo mi ha sempre portato avanti, mi ha sempre fatto crescere, guardare gli animali, utilizzare il trattore, e fare queste cose qui in campagna che amici che ho e persone che conosco non possono fare. È una cosa molto bella, secondo me, che non tutti possono avere la possibilità di fare, e secondo me è una cosa molto bella da fare. È Complimenti, bellissima. complimenti Anche per perché- quello che stai dicendo. Assolutamente. Ti fa bello, arriva un bel messaggio. Stefano, ci sono dei giovani che si iscrivono Però all'associazione? il messaggio è bello e interessante, però il problema è un altro. Il settore agricolo, è bene che qui ci sia un agricoltore per confermare che non diciamo delle bufale, il settore agricolo sono una decina di anni che versa in una situazione molto, molto precaria. Perché mentre i prodotti, la produzione agricola italiana ne sentiamo parlare all'estero, che va benissimo, abbiamo superato i vini, la Francia, le nostre carni, i formaggi, il nostro grano, lo stesso cereali, eccetera, la pasta fatta con il grano italiano, quindi sono tutte filiere di prodotti che vanno benissimo. Il problema qual è? Il problema è che alla produzione non viene riversato il giusto compenso, cioè lavorano sotto i costi di produzione, ma è una verità. La frutta, prendiamo l'esempio della frutta, ecco, quest'anno ad esempio è stato un anno, sono state pagate le pesche, non so, 25 centesimi, 30, quando 30 anni fa c'erano le lire, la pescala si vendeva a 800 lire al chilo.
se uno è in grado di fare i paragoni, quindi dire che i giovani tornino all'agricoltura è una gara dura. Assolutamente. Ed è facilitato per quelli che già sono in agricoltura, che hanno un piede. È già molto che qualcuno riesca a portare avanti l'attività. Però al di là di questo io vorrei stare ancora sull'uvo, se andiamo sul discorso giustamente problemi dell'agricoltura, insomma. Allora, volevo fermarmi su quello che stava lanciando qui prima il nostro amico ce l'hai il microfono? Sì, perfetto. E perché facevi riferimento al discorso dei danni di richiesta danni su quelli che sono degli attacchi dei lupi? No, ho detto che è innegabile che il lupo crei dei problemi alla zootecnia, questo è innegabile perché insomma ci sono degli strumenti che vanno adottati che gli agricoltori conoscono bene e li hanno anche, lo diceva prima, adottati. Quali sono gli strumenti? Sono degli strumenti, ci sono dei dissuasori acustici, ci sono delle reti di recinzione. Però le reti ci sono i tassi che fanno i buchi, passano sotto. Sì, vanno messi in un determinato modo, ma al di là di quello, in ogni caso il danno può comunque venire. Poi c'è la regione che interviene con gli aiuti, con i rimborsi, che anche qui ci sarebbe da dire che i rimborsi sono ritardatari perché arrivano dopo un po' di tempo, non adeguati al costo, quindi per carità c'è da fare un lavoro di prevenzione forte. Per limitare i danni. Ok, ma per limitare i danni a me è giunta la voce che con 2 bei pastori maremmani il lupo sta lontano da casa anni luce. Quello è la cosa più naturale che ci possa essere. Pastore maremmano o il pastore abruzzese. Sì, vabbè, certo. Sempre pastore. Sono dissuasori, anche quelli, sono i guardiani del gregge. Allora, la pastorizia adesso purtroppo era abituata a non confrontarsi più con il predatore, con il lupo. Da qualche anno il lupo c'è, per cui è il sistema di fare il pastore che deve cambiare. Che deve modificarsi. Deve modificarsi anche quello. E Melindo? Con degli aiuti, chiaramente. Melindo è stato bravissimo. Si è dotato di un pastore maremmano molto bravo. Due pastori, mi diceva. E è sicuramente una sicurezza in più. Tra l'altro lui mi conferma che è molto bravo anche nella gestione del gregge. Il suo pastore maremmano, il primo, adesso del secondo non mi ha ancora riferito. E questo ha ridotto di molto i danni. Stessa cosa è successa proprio dalla parte opposta, dove avete visto quel video con 5 lupi, quello di prima, che c'è un altro allevatore che invece alleva capre, che si chiama Ariati. Lui ha i pastori maremmani, il suo gregge è proprio allo stato brado, perché lui giustamente dice attorno a me ci sono dei calanchi, ci sono dei boschi, possono andare a mangiarli gratis piuttosto che dargli il fieno alle capre. Ma poi è anche una questione di logica, come diceva prima vanno a pascolare il direttore, no? Quindi insomma è giusto lasciarli, insomma non puoi recintarli dentro, assolutamente. E vanno a pascolare dove la notte passano i lupi. Però col pastore maremmano? Col pastore maremmano quest'anno non ha avuto una predazione. Io vedevo i lupi di notte, le capre erano lì di giorno, quindi c'erano anche i lupi lì attorno, però il pastore maremmano è una garanzia. Non ci sono stati attacchi. È vero Ermelindo? Meglio col pastore maremmano? Il pastore maremmano è una bella mano, però sono da mantenere anche i pastori maremmani. Però insomma è più il danno che crea un pastore maremmano con le crocchette o 25 pecore? Certo che mangia, ma mangiamo anche noi. Le pecore va bene, metti un maremmano o 2 va bene, poi dopo per i cinghiali cosa metti? Perché cinghiale ci pensa il lupo, mi diceva. I cinghiali ragazzi ci pensa il lupo, 70%. Oh, abbiamo le caccotte qua, vero? Fai vedere le caccotte, Alessandro. Perché poi mi scaldo anch'io con il lupo. Guarda che belle, questi qui sembrano i cappelli del Pakistano, tira su. Però guarda, i capelli del Pakistano. Questi qui sono i capelli del Pakistano dopo aver fatto la ceretta in allora chiediamo a Maurizio, tu hai mai visto un cinghiale dal vero? Sì, anche assaggiato qualche volta. Bene, una pecora? Sì, voglia. Allora tu riesci a distinguere quale di queste due fatte è di origine cinghiale e quale di pecora? Ha ragione di logica, mi verrebbe da dire questa di pecora e questa di cinghiale. Bravissimo, quella bianca di pecora perché dentro c'è della lana di pecora e quella invece scura. C'è del pelo mischiato con dell'altra roba che non vogliamo sapere che cos'è. Non parlare di pelo. Il materiale fecale non c'è più, qui diciamo la cacca non c'è più. Caccotta più delicato quest'ora. Sì, grazie. Lo dicono a casa, grazie, sta mangiando. Sì, buon appetito. Si è decomposta e quindi è rimasto solo il pelo dell'animale che è stato predato dal lupo, così noi riusciamo a capire la percentuale di predazione. Nella nostra vallata abbiamo il 70% delle fatte sono dovute alla predazione di cinghiale.
Predazione del capire cinghiale. esattamente, il 70% Perché? delle prede del nostro lupo è il cinghiale. Bene, quindi si Innescherebbe. partirebbe, diciamola così, partirebbe una filiera quasi naturale dove ci spostiamo, Sì, dove praticamente il maremmano tiene buono il lupo. Il lupo mangia non il mangia la cinghiale. pecora che se ne mangia Ermelindo, Esatto. e mangia il cinghiale, quindi anche il cinghiale è un problema per quello che riguarda tutto l'ambiente che circonda la campagna. E noi cosa facciamo? Ne parliamo dopo. Noi cosa facciamo? parliamo tra poco. Noi con questo finale dedicato alla caccotta Guarda dei lupi che- e delle pecore, noi ci vediamo Mangiamo subito dopo. dopo al telegiornale, che c'è la nostra Milena che è pronta a cantare con una sua voce meravigliosa, e ci vediamo subito dopo il TG. A tra poco. Only tell me that you won't be still here when you wander off out there to the deal of dust and hard wind that blow in the dry white ocean alone. But to stand with you in a ring of fire, I'll forget the days gone by. I'll protect your body and guard your soul from mirages in your sight. If you have scattered like the dust across your track, I'll be the moon that shines on your path. The sun may blind your eyes, I pray the skies above. There's snow to fall on the Sahara. Is this the only place where you can leave your doubts? I hold you up and be a way out. And if we burn away, I pray the skies above. There's snow to fall on the Sahara. Just a wish and I will cover your shoulders with veils of silk and gold. When the shadow come and darken your heart, leaving you with regret so cold. If you have scattered like the dust across your track, I'll be the moon that shines on your path. Oh, the sun may blind your eyes, I pray the skies above. For snow to fall on the Sahara. Is this the only place where you can leave your down? I hold you up and be a way out. Oh, and if we burn away, I pray the skies above. There's snow to fall on the Sahara.
Una settimana di prove intense per un pezzo straordinario dal titolo Brava Snow on the Milena. Sahara di Yangon. di Yangon. Tanta Bravissima. roba, la nostra Milena. Grazie. Che presto avrai un concerto, ti esibirai dove? Sì, il 10 marzo a Palazzo Sersanti a Che è la Imola. festa delle... No, dico, non so, c'è una festa particolare? È l'8 quello. È l'8, no, io giro se era un'altra Dei festa. tranelli. Ok, Milena, bravissima, complimenti, grazie Milena. Andiamo perché grazie a abbiamo l'ultimo quarto d'ora e vogliamo anche conoscere i ragazzi della Sport Garage. Allora, abbiamo 2 dimostrazioni, mi dicevi prima Matteo, e non solo pesi, perché tante sono le discipline all'interno della palestra, vero? Esatto. Vogliamo ricordarle? Partiamo dai più piccolini perché abbiamo la psicomotricità per i bambini che hanno addirittura 12-24 mesi. Abbiamo un corso dedicato a loro dove si sta insieme ai genitori, a crescere tutto il settore della danza, tutto il settore della pesistica bambini e arriviamo anche alle attività per gli adulti con i vari corsi di ginnastica posturale, Certo. abbiamo i corsi di zumba, abbiamo i corsi di funzionale, tutte le varie attività. Tutto quello oltre- che esatto, riguarda lo fitness, star bene, benessere fitness a e la 360 sala pesi, gradi. sala fitness Tutto per in tutti. un ambiente bello, rilassante, dove non c'è fila, io lo dico perché chi viene in palestra non deve fare fila, almeno uno, quindi si sta bene, perché insomma è bello, un bel ambiente. Quindi Sport Garage Gym, la vediamo l'ultima dimostrazione. Sì. Chi sono le campionesse che Abbiamo faranno? Mayra, Mayra? Mayra, Mayra, esatto. nome facilissimo anche per me, così mi che ricordo farà Mayra. un'alzata che si chiama lo slancio. Quella là. E questo è lo Bravissima, slancio, Mayra, bravissima. esatto. Brava. Brava, questo è già un pochino più pesante però, esatto, questo qui, bravissima, sì, perché questo peso qui si fa sentire, questo insomma. pesa 8 kg. Insomma, Ma non tanto è importante il peso, ma quanto l'ha sollevato bene, Quanto, cioè la esatto. maniera corretta. Ha una schiena che è perfettamente nelle sue funzionalità naturali, ha le sue Complimenti, curve certo. lombari, è tutto a posto. Altra dimostrazione Abbiamo invece? Rebecca, che fa anche lei un'esibizione di slancio. Sì, vediamo Rebecca. Voilà. Bravissima anche Bravissima Rebecca. anche Rebecca, complimenti. Questi sono 15 kg. Questi sono 15 kg, insomma tanta roba. Ma comunque entrambe hanno già la capacità di sollevare molti più chili. Allora facciamo una cosa, visto che noi portiamo fortuna alle associazioni sportive, prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento ci sono le qualificazioni dei campionati italiani juniores, dove abbiamo alcuni dei nostri Che atleti adesso che conosciamo possono velocemente, partecipare. preparatevi, e quindi diamo la data quando sarà? Esatto. Saranno il 30 di aprile e probabilmente a Ferrara. A Ferrara, bene, quindi loro saranno sicuramente qualificati. Conosciamo tutti i fenomeni? Vai, nome? Stefano. Silvia, storica? Rebecca l'abbiamo appena vista, metto qua in mezzo. Daniele, invece questa ragazza? Angelica. Irene. Ma Irene, guarda che c'è l'Irene, la cantante del gruppo. Alessia. Brava Alessia. Simone. Roberto. Giuseppe Bazzini, questo signore, sembra già. Mayra. Riccardo. Ci siamo già conosciuti, fai tu. Matteo. Perfetto, certo. Sport Garage. Sollevamento pesi, ragazzi qua dell'associazione sportiva, diamo la via Fanin, Via Imola, Fanin, Imola, Imola, poi vabbè, sì. Facebook, tutto quello Abbiamo che... tutti i contatti, tutti i abbiamo il contatti canale che ci YouTube, vedete. abbiamo il canale su Instagram. Tutto quanto. potete Frida, seguirci. te ci vai alla Sport Siamo Garage? qui. Sì, ci andavo quando ero piccola, vedo. Fai il ho smesso, sollevamento devo pesi o fai il riprendere. peso tu? Perché No, io faccio il potresti- peso sicuramente. Potresti essere utile anche. Mi saranno utili sicuramente, bravi ragazzi. Allora, Ivano, si parla tanto dei danni del lupo, però l'uomo quanti danni crea invece? Perché non ne abbiamo parlato. L'uomo sicuramente crea molti danni all'ambiente, questo non è una novità, non a caso noi del Corpo Guardie Ambientali Metropolitane curiamo questi aspetti, noi sovrintendiamo quello che è l'attenzione a far sì che le persone rispettino le leggi, noi siamo un corpo che è vocato a questo, a far rispettare le leggi. Portiamo avanti anche un discorso, oltre che di rispetto, di attenzione al rispetto delle leggi, anche quello che è un lavoro di promozione. Noi stiamo collaborando col Wolf Apennine Center, col Centro Lupo Appenninico del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Portiamo avanti un discorso di monitoraggio che credo sia una cosa estremamente importante anche per gli operatori economici che subiscono i danni dai lupi, e portiamo avanti anche un discorso di conoscenza di quello che è il mondo del lupo, per fare sì che il lupo possa diventare non solo una minaccia, non solo il ritorno del lupo cattivo, ma possa diventare per le nostre zone anche un'opportunità, ovvero un ambiente, il lupo è un indicatore di un ambiente sano, del ritorno ad una naturalità del nostro ambiente, e gli operatori economici della nostra zona possono sfruttare, entrando non in competizione ma
adottando le ovvie misure per proteggersi e al tempo stesso lavorando per sfruttare questo aspetto di ritorno ad una naturalità, anche lavorare sul richiamo commerciale e pubblicitario che può esserci da questo. Poi ringraziamo davvero tutti i volontari, perché voi siete volontari, lo ricordiamo, fate un lavoro bellissimo. Allora, ringraziamo Gardi Aldo, Presidente del Corpo delle Guardie Ambientali Metropolitane, il signor Cobalto Ivano e Neto Gianni. Grazie per essere stati ragazzi, con noi. anche per quello che fate. Alessandro, non solo lupo, vero? Perché poi molti diamo la colpa, c'è il lupo ha mangiato la pecora, ha mangiato la capra. Questa è la fattoria dell'Est, cos'è? Purtroppo anche qui parliamo di danni provocati dall'uomo. Nell'ambiente spesso troviamo, e con le videotrappole abbiamo fatto delle immagini, moltissimi cani rinselvatichiti. Vedete qui addirittura è un piccolo branchetto di 3 cani rinselvatichiti che abbiamo videato decine e decine di volte. Questi fanno dei danni veramente importanti sia alla fauna selvatica, ma sono molto aggressivi. Guardate come è ridotto quel cane più chiaro che avrà preso una zannata da un cinghiale sicuramente sotto la coscia. Sì. Certo. Questi sono cani rinselvatichiti che non hanno, al contrario del lupo, la paura di avvicinarsi ai recinti fatti dall'uomo. Questi si avvicinano spavaldamente, entrano con molta più facilità nelle zone che sono protette dall'uomo. Vi faccio un esempio dello scorso anno: sono andato a fare un sopralluogo dove era stato fatto una predazione che sui giornali era apparsa, pecore uccise dal lupo, titoloni enormi. Sono andato lì, ho trovato davanti alla porta di casa 10 metri prima un agnello seppellito lì. Secondo voi un lupo lo prende da un recinto e lo va a seppellire davanti a casa? Gli porta anche i fiori il lupo ogni tanto, 2 volte al mese. Che fosse stato addirittura il cane dell'allevatore per fare una cosa del genere. Ermelindo, grazie Alessandro, gentilissimo per il contributo. E il monitoraggio è importantissimo. Ermelindo, a me viene a chiamare armadillo. Io non so perché sarà la serata faunistica di questa sera. Esatto. Ermelindo, quindi abbiamo risolto un po' la problematica. Adesso speriamo che arrivino i soldi poi dalla regione, un po' di rimborsi, dai, rimborsi... Dai, fiducioso, dai, che arrivano, dai. Arrivano, quelle lì sono, io le chiamo... come le chiamo? L'elemosina. Però comunque sì, teniamo in considerazione perché insomma per l'agricoltura certe cose sono veramente delle problematiche, quindi speriamo con i maremmani di averci messo una pezza, come si dice qua da noi. Stefano, invece in qualità di CIA? Mi viene in mente che probabilmente più del lupo all'agricoltura, non tanto la CIA, ma l'agricoltura fa danno alla burocrazia. Infatti adesso stiamo facendo alcune iniziative, ad esempio su nuove normative che stanno venendo fuori un po' dalla finanziaria, fiscali eccetera. Fra l'altro posso dire che, se non sbaglio, lunedì sera all'Hotel Olimpia abbiamo un'iniziativa dalle 6 alle 8 con specialisti che spiegano alcune novità, perché purtroppo oltre alle problematiche contingenti normali come abbiamo, eccetera, ci sono anche queste problematiche di tipo un po' amministrativo che pesano molto. Ringraziamo la Confederazione Italiana degli Agricoltori per quello che fanno, per il supporto che danno a un settore bello ma difficile da portare avanti. Grazie a tutti. E concluderei con il nostro Giorgio, il nostro psicologo, abbiamo un minutino, ce la fai? Giusto, sì, rapidamente. Per chiusare un po' il discorso che facevo prima della presenza del lupo nella nostra cultura, c'è anche la dimensione dal punto di vista medico della patologia. Il lupo compare anche nelle patologie. La licantropia è una patologia psichiatrica, psichica, ben conosciuta fin dall'antichità, in cui una persona in preda a una sorta di delirio si identifica con il lupo e dà sfogo ai suoi istinti più selvatici, sempre per questa identificazione culturale tra il lupo e l'aggressività. C'è una patologia molto grave che è chiamata lupus, proprio perché i segni che produce sembrano delle cicatrici di un azzannamento di un lupo. E poi potrei chiudere nel mio campo con un sogno che è descritto in uno dei primi casi clinici di Freud, che si chiama L'uomo dei lupi, dove c'è questo paziente che sogna che nel suo letto, la finestra della sua camera da letto si spalanca e fuori dalla finestra c'è un albero con sopra
non mi ricordo se 7 o 8 enormi lupi bianchi. Meraviglioso, che poesia. Chiudiamo con una poesia. Milena, avvicinati a noi. Vieni Milena. Che poeta il nostro Giorgio, hai visto? Sì, è stata una puntata bellissima. Giorgio, Abbiamo poi, parlato di insomma, animali, ti sei sentita un po' a tuo agio stasera? Perché sei sempre Giorgio no, è sempre, scherzo, è sempre bravo in tutte le situazioni. Giorgio, veramente. Milena, grazie per essere stata con noi questa sera. Grazie per la tua Ricordiamo, voce. tutti i venerdì in diretta e poi ci sono le repliche, c'è YouTube, mi raccomando, di Tutto TV quello Storie che è. su Facebook. Ma soprattutto anticipiamo la prossima settimana che ci sarà la puntata di Carnevale. Sì. E seguiteci anche su Facebook, ci siamo, abbiamo la nostra pagina. Mettete ma mi piace, mi piace, mi piace. Ci piace, ci travestiamo Vediamo, tutti travestiti da lupi, ci vestiamo da lupi. Grazie Tutti facciamo a tutti. lupo. Allora, questa bella, bellissima.